benvenuti. Oggi è domenica 28 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 19:46. La luna sorge a mezzanotte e cala alle 8:46. Oggi è Santa Valeria. Il nome Valeria deriva dal latino Valerius, a sua volta da valere. Valere, essere forte e sano, è un cognomen diffuso nell'antica Roma e che indicava originariamente la gens Valeria. Oggi 28 aprile è la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ed è il nostro momento per fermarci e riflettere. La sicurezza è un diritto, non un'opzione. Ogni giorno 6.000 famiglie perdono un caro a causa di incidenti o malattie legate al lavoro. Pier Silvio Berlusconi celebra oggi il suo 55° compleanno. Imprenditore e figura di spicco nell'industria mediatica, dall'inizio degli anni 2000 guida il settore televisivo e l'impero editoriale fondato dal padre. Ha iniziato la sua carriera nel marketing di Publitalia e Italia 1, diventando poi responsabile dei palinsesti Mediaset e membro del comitato esecutivo del gruppo. È padre di 2 figli con la conduttrice Silvia Toffanin. Ilary Blasi compie oggi 43 anni. La sua carriera televisiva ha preso il volo nel 2001 con la partecipazione al programma Passaparola. Successivamente ha lavorato con Fabio Fazio in Che tempo che fa su Rai 3 e ha sposato l'ex calciatore Francesco Totti nel 2005. È madre di 3 figli, Christian, Chanel e Isabel. Ha condotto programmi di grande successo come Le Iene su Italia 1 e Grande Fratello VIP su Canale 5. Nel 2021 ha debuttato come conduttrice dell'Isola dei Famosi. Recentemente è stata al centro dell'attenzione per la sua separazione da Totti. Penélope Cruz, celebre attrice, festeggia oggi i suoi 50 anni. Ha iniziato la sua carriera cinematografica giovanissima e ha ottenuto fama internazionale con film come Blow e Vanilla Sky. È stata candidata 4 volte agli Oscar, vincendo come miglior attrice non protagonista per Vicky Cristina Barcelona. Ha ricevuto numerosi altri premi, tra cui un BAFTA, 3 Goya e un David di Donatello. Nel 2018 è stata nominata agli Emmy per la sua interpretazione di Donatella Versace in American Crime Story. Il 27 aprile 1945 il destino di Mussolini si compie in modo drammatico. Nel tentativo di fuggire in Svizzera, travestito da sottufficiale tedesco, viene catturato dai partigiani, insieme alla sua amante Claretta Petacci. Il giorno successivo, il 28 aprile, Mussolini e i suoi compagni vengono fucilati. Ma c'è di più, perché i corpi vengono esposti a Piazzale Loreto a Milano, il luogo stesso dove, meno di un anno prima, il fascismo aveva mostrato al mondo i corpi di 15 partigiani uccisi. Oggi molti di voi si staranno godendo una mattinata rilassante con la famiglia, approfittando di un meritato riposo dopo una lunga settimana. E parlando di relax, un interessante studio dell'Università dell'Alabama a Birmingham ha scoperto che a godersi appieno il weekend potrebbe essere persino più rilassante di una lunga vacanza. Gli scienziati hanno monitorato l'umore di 100 persone attraverso vari test durante l'anno, cercando di capire quale forma di riposo fosse la migliore. Risulta che le vacanze spesso apportano più stress dovuto alla fatica dei viaggi, le meno ore di sonno per uscire la sera, i cambi di fuso orario e il troppo cibo. I weekend, al contrario, se trascorsi senza impegni, sembrano offrire un vero toccasana per lo stress. Quindi prendetevi tutto il tempo per rilassarvi oggi. Ne avete tutto il diritto. Buona domenica ai 12. Guardiamo tra le stelle cosa ci riservano i segni zodiacali per questo
domenica assolutamente piena di tanti aspetti. Ariete, è sempre Venere che regna sovrana e con la sua quadratura a Plutone sembra essere punzecchiata da una voglia di passione e da una voglia di vivere assolutamente l'intimità con il partner. Le stelle avevano predetto che sarebbe stato un weekend assolutamente dedicato a questo, quindi godetevi il tempo dell'amore e della passione. Toro, la quadratura di Plutone sul Sole vi toglie non poca energia. Certo, tutto sta andando a posto, ma siete veramente stanchi. Oggi sarà opportuno che vi dedicate un po' al riposo, al buon cibo e alla serenità. Riposate il più possibile. Gemelli, una luna oggi assolutamente dispettosa, proprio perché le quadrature che forma Saturno a Marte e a Nettuno portano sentimenti del passato, un qualcosa che ha a che fare con gli ex o con delle sequenze di vita ben distanti temporalmente da voi, ma che oggi rivedrete alla luce di nuove concezioni e di nuovi sentimenti. Cancro, la vostra sovrana, la Luna, oggi va molto d'accordo con Mercurio e Venere, ma affatto con Nettuno, Marte e Saturno. Probabilmente nelle cose che hanno a che fare con le vostre aspirazioni di lavoro o l'impegno che avete profuso in un determinato progetto dovrà attendere tempi migliori per essere gratificato, mentre invece godetevi una bella Venere che dalla sua posizione tenderebbe a suggerirvi che il bene più prezioso in fondo lo possedete già. Leone, a proposito di beni preziosi, voi date una priorità gerarchica alle cose e per cui, seppure il sole vi fa sentire un po' stanchi, oggi sarà la luna a mettervi un po' di brio e a essere contenti sicuramente di tutto ciò che riguarda il vostro modo di vedere le cose. Probabilmente oggi farete pace con voi stessi dopo aver fatto il pieno affettivo, familiare e con l'amore. Vergine, la luna oggi crea non poche tensioni, ma sono tensioni per cui vale la pena di correre qualche rischio, anche se vi sentite intimiditi, anche se pensate di dovervi mettere a nudo sentimentalmente. Coraggio, c'è una bella sorpresa a fine giornata, osate un po' di più. Bilancia, la giornata di oggi, seppure c'è una luna favorevole, prevede dei punti di vista un po' altalenanti sulle decisioni prese o da prendere, qualche incertezza, qualche insicurezza, bivi che si biforcano di fronte ai vostri occhi. Oggi sarà utile chiedere consiglio ad un amico. Scorpione, mentre la luna disegna architetture zodiacali, ora molto piacevoli, ora un po' curiose, il vostro modo di vedere le cose e l'economia potrebbe prendere delle direzioni diverse, perché oggi, parlandone con un familiare, potreste optare su due tipi di soluzioni diverse. Anche in amore, puntare sulla persona giusta sarà la cosa importante. Sagittario, giornata in cui oggi la luna nei vostri gradi prevede una serie di aspetti positivi ed alcuni negativi. Essendo voi positivisti dello zodiaco, vi verrà naturale scegliere di puntare sicuramente su Venere e di trasformare questa domenica in una domenica d'amore. Marte, Nettuno e Saturno vi dicono che ancora dovrete aspettare per delle cose pratiche. Capricorno, Saturno proprio non ci sta a sopportare le alterigie della Luna e proprio per questo preferite ancora non proferire su alcune cose che riguardano gli affetti. Fate ben tesoro di questa stoica pazienza, perché in serata la situazione si ammorbidirà molto e avrete le spiegazioni che volevate. Acquario, mentre il cielo delle stelle sembra un bailam di aspetti non proprio armonici, ecco che voi state un po' riflettendo un po' sulla natura dei legami, degli accordi, sulle adeguate remunerazioni di queste, ma soprattutto per quello che riguarda gli affetti avete ancora qualche senso di limite, non vi fidate ancora del tutto. Porterete però l'evoluzione di un rapporto ad un livello decisamente interessante e lo scambio avrà valso sicuramente la pena di aver passato del tempo a conoscere ed ascoltare un'altra persona. Pesci, la giornata di oggi è decisamente una giornata un po' piena di aspetti. La Luna quadra su Saturno, poi su Marte e su Nettuno, tutti i pianeti che voi ospitate.
Su questo c'è semplicemente da leggere il significato degli astri come quello che è, ovvero aspettare e disinteressarsi un po' di ciò che oggi non potrete controllare. Il 28 aprile segna una data memorabile per il cinema italiano e internazionale. L'inaugurazione di Cinecittà, il colosso degli studi cinematografici alla periferia di Roma. Questo complesso, diventato una vera e propria fabbrica dei sogni, ha visto nascere alcuni dei film più iconici della storia del cinema, sia italiani che internazionali. Quel giorno, sotto gli occhi attenti di Mussolini, Cinecittà apre le porte e si prepara a diventare la Hollywood sul Tevere. E così fu. Tra gli anni 50 e 60 Cinecittà diventa il set di grandiosi colossal americani come Quo Vadis, Ben-Hur e Cleopatra. Oggi vi racconto la storia di una parola che spesso usiamo per descrivere qualcosa di ovvio e scontato: lapalissiano. Il termine deriva da un personaggio reale, il maresciallo Jacques de Chabannes, noto come il signore di La Palisse. Questo nobile francese morì in battaglia e la sua morte ha dato origine a un curioso aneddoto linguistico. I suoi soldati, per celebrarlo, composero un canto funebre che recitava più o meno così: il signor di La Palisse è morto a Pavia un quarto d'ora prima di essere morto, egli era ancora in vita. Vi siete accorti che c'è qualcosa che non va? Il suo contenuto è estremamente ovvio. Così con il tempo il nome di La Palisse è stato adattato in lapalissiano per indicare qualcosa di così scontato da non necessitare spiegazioni. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Ci addentriamo oggi nell'arte provocatoria di Francis Bacon. Francis nasce con problemi di asma che lo rendono debole agli occhi di un padre severo. All'età di 15 anni fa coming out e scappa di casa per trasferirsi a Londra. La sua vita prende una svolta artistica quando resta affascinato dai dipinti di Picasso e da quel momento decide che anche lui diventerà un pittore. Ma si rivela ben presto un artista nevrotico, si fissa eccessivamente su amici e amanti che ritrae in serie e i suoi corpi sono rappresentazioni crude, quasi carne in decomposizione, come si evince dal suo noto quadro Two Figures. La sua carriera raggiunge un picco nel 1954 con la Biennale di Venezia. Nonostante l'alta quotazione dei suoi dipinti, si ritrova sempre più indebitato. Ci salutiamo con la frase del giorno: solo chi osa spingersi troppo lontano scoprirà quanto lontano si può andare. Ma dove volete andare voi? Qui dovete rimanere con noi in attesa di un'altra imperdibile puntata del nostro almanacco. A domani!